Noi parliamo di inverno demografico, in realtà è quasi una glaciazione demografica. Un problema che Will Veneto ha voluto analizzare in occasione dell'Assemblea regionale Il Laboratorio delle Idee, dedicata al confronto su diverse questioni d'attualità. Sul tavolo le difficoltà correlate alla denatalità, fenomeno sempre più rilevante negli ultimi decenni. In un paese che non fa più figli aumenta infatti la fascia di lavoratori sempre più anziani, con il conseguente bisogno di adattare i servizi sociali e sanitari alle loro esigenze. Partiamo dal 2013 dove c'erano 41.963 nascite e arriviamo al 2023 con 30.409 nascite. Gli stranieri hanno un'incidenza, partivano dal 2013 del 21% di percentuale di nascite straniere e anche qui siamo arrivati al 18,29%. Questo cosa vuol dire? Che pure gli stranieri che hanno contribuito alla nascita di tante persone nel nostro territorio stanno facendo quello che stanno facendo i veneti, cioè meno nascite. Chiaro che se la durata della vita lavorativa aumenta bisognerà che sia anche alleggerito un po' il carico del lavoro, però io la voglio vedere da un altro punto di vista, cioè ci sono tante persone che non vogliono lasciare il lavoro, perché hanno un lavoro che gli piace, che lo amano, e lasciare il lavoro diventa veramente un tormento, una cosa che assolutamente non possono fare. Tante persone soffrono molto di questo, e allora forse esiste il lavoro buono, esiste il lavoro bello, noi dobbiamo lavorare tantissimo perché il lavoro sia una cosa bella. Una popolazione quindi sempre più longeva che necessita di servizi mirati come iniziative per aiutare gli anziani a contrastare la solitudine. Credo che questo implichi il fatto che dobbiamo a tutti i costi fondare una nuova società, una società basata sulla solidarietà e sulla vicinanza, cose che facevano parte del nostro passato, ma questo modello di vita sta ed ha allontanato fortemente. Le vie d'uscita sono certamente puntare su un invecchiamento attivo e dunque far arrivare la gente in età più anziana con un buon livello di salute e dunque investimenti non solo nella prevenzione ma anche nella promozione della salute. L'ambiente lavorativo anche questo può fare, negli ultimi anni di vita lavorativa bisogna pensare che la vita lavorativa è più lunga e per questo deve essere anche pensata in maniera diversa. Per questo sono contento di essere qui a parlarne in ambiente sindacale, perché credo che anche queste associazioni abbiano un loro ruolo importante nel riflettere su questo. E l'altro è la riorganizzazione, ripensare i servizi, ripensarli in maniera diversa, usare delle tecnologie, ma anche per questo non basta semplicemente importare delle tecnologie che ci sono, ma bisogna ripensare al lavoro, come viene fatto e soprattutto come viene organizzato.